Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze sul sito internet fvgsportchannel.com, il portale dello sport in Friuli Venezia Giulia e ovviamente del basket in modo particolare, perché questa sera siamo al Palazzetto dello Sport Azzurri d'Italia di Fogliano, dove si gioca uno dei big match della nona di ritorno del campionato di Serie C regionale tra i padroni di casa della Geoclima AIB in maglia bianca e la Libertas il Michelaccio San Daniele in maglia nera. Ha iniziato con le marce altissime la formazione padrona di casa, che è Superche con numero 15 Piani, numero 9 Deana, numero 18 Laccaro, numero 16 Petrovic, il numero 7 che è anche il capitano Piero Sdrigotti. Il Michelaccio San Daniele è invece in campo con il nuovo acquisto, è un ritorno sulle nostre frequenze, numero 9 Andrea Confente, numero 17 Raffaele Bosio, il numero 16 è il numero 18 il giovane Sivilotti. Completa il quintetto collinare il numero 6 Leopoldo Colutta assieme ai suoi compagni. Colutta che ha pagato l'ammenda perché era stato squalificato al termine del turno precedente per bestemmia. Sarebbe dovuto essere squalificato anche coach Maurizio Zuppi, che è stato espulso nella partita persa dalla IB Fogliano Geoclima in quel di Tercento al Palatesini nel turno precedente, solo che poi la squalifica è stata sospesa e quindi ci sono tutti i protagonisti sul parquet, o meglio quasi tutti, perché per esempio in Michelaccio San Daniele non c'è più Alessandro Simonutti, che è volato, beato lui, a Dublino per motivi di studio e ha dunque lasciato la squadra di coach Alessandro Sgoifo. Un in bocca al lupo per gli studi al buon Simonutti. In lunetta Raffaele Bosio completa il gioco da 3 punti e allora il punteggio è 3-6 il punteggio. Gli arbitri sono i signori Penzo e Busetto di Trieste e la Geoclima Fogliano è in palla. Ha iniziato benissimo la squadra di Zuppi, c'è anche un discreto pubblico questa sera a Fogliano che ha tradizioni non solo nella pallacanestro maschile ma anche in quella femminile, per cui questo impianto è sovente teatro delle imprese della AIB. Confente da 3 punti, il classico tiro alla Andrea Confente. Ferro sputa al tentativo, è già dall'altra parte la Geoclima. Il pallone rimbalza sul piede di Colutta. 7:55 al termine del primo periodo. 8 Geoclima, 3 il Michelaccio. San Daniele si è piazzata a zona 2-3-2, quindi fronte dispari. Raccaro va a fare il post medio, mentre Petrovic gioca da pendolo sulla linea di fondo, va a prendersi il tiro da 3, sbagliandolo. Colutta in qualche modo arriva in transizione offensiva, la palla è per Bosio, lasciato libero di scoccare la tripla. Era un tiro aperto per Raffaele. Buon per Zuppi che il numero 17 collinare abbia sbagliato, sempre a zona adesso 2-3. Lo schieramento difensivo chiamato da Sgoifo, altro tiro da 3 punti sbagliato dalla Geoclima, si arrabbia un po' Zuppi in panchina. Colutta, altro tiro e stavolta la tripla va a segno e il Michelaccio ritorna a -2. 6-8 Geoclima, 6 il Michelaccio, 3 minuti giocati in questo primo periodo. Mi sembra zona 2-3 questa di San Daniele, che finalmente viene attaccata nel modo corretto dalla Geoclima, che lascia spazio a centro area per il taglio flash di Matteo Piani, che va a prendersi il fallo di Ellero. C'è un cambio per la Geoclima, esce Paolino Raccaro, al suo posto in campo Davide Dreas con il numero 10.
Piani realizza entrambi i personaggi a sua disposizione, tiene a più 4 i suoi, 10-6 il punteggio, 6:45 al termine del primo periodo. Coluta zingareggia, si gira, si volta, va in virata, poi Srigotti lo costringe a forzare una situazione, forza anche Deana dall'altra parte, ma Ricky infila il tiro da 3 punti, anche se io avevo visto il piedone sull'arco del 6,75, ma buon per la Geoclima, che la bomba di Deana è stata considerata tale, e quindi più 7 per la Geoclima, massimo vantaggio per i padroni di casa. Si commettono fallo, rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio, che manda sul cubo dei cambi Pellarini, capitano Collinare, posto di Sivilotti. Coluta, altra tripla di Coluta, alto canestro di Coluta, che rende la pariglia a Deana, tiene a meno 4 dal Michelaccio. 3-19 punteggio, partita a ritmi alti, ancora piani, ancora da 3 punti, sbaglia il numero 15, il padrone di casa, dall'altra parte Pellarini. Bosio ribalta al lato, ancora Coluta, stavolta da 2, anzi no, gioca dai e vai con Raffaele Bosio, che tiene il contatto con Dreas. Voleva un fallo, ma mi sembrava assolutamente ortodossa la posizione difensiva del lungo isontino. Messa in zona d'attacco per la Michelaccio. Bosio, ci sarebbe il post-up di Confente, ma Bosio invece vuole attaccare dal palleggio Petrovic, mette in ritmo Ellero, spara una tripla sfrontale, sbaglia Alberto Ellero. Tanti tiri da 3 in questo primo quarto. Appena detto, Srigotti mi dice ma io chi sono? Voglio iscrivermi anch'io al referto. Sbaglia Srigotti, ma Ricky Deana converte il tapping del più 6 per la Geoclima. 15-9 punteggio, 5 minuti e 10 secondi al termine del primo periodo. Ellero si butta dentro a testa bassa, classica azione all'Alberto Ellero, guadagna il fallo di Petrovic. Per Dalibor Petrovic è il primo fallo personale, anzi no, il secondo. Rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio, che sostituisce lo stesso Ellero con il numero 8 Fabrizio Polo, lungo classe 1986. Si rende subito protagonista di un bel movimento nel pitturato, sbagliato da Polo. Deana, ombra del partito fino a questo punto per la Geoclima, sbaglia il layup e poi prova a recuperare il possesso della palla, e l'arbitro, penso, dà la palla ai Collinari, poi si ravvede giustamente, anche perché secondo me per le leggi della fisica l'arbitro, penso, non poteva vedere la palla perché stava già andando verso la zona d'attacco. Ha chiamato una rimessa in attacco per la Geoclima, che i padroni di casa sfruttano per mandare a referto anche Dalibor Petrovic. Bell'appoggio in terzo tempo. Polo vuole attaccare Petrovic, che ha 2 falli, quindi buona l'idea. Polo invece preferisce girare al largo, altrettanto fa Coluta, che mette in ritmo Pellarini, vola Polo a rimbalzo, però Petrovic smanaccia quel tanto che basta per consentire a Ricky Deana di impostare l'azione d'attacco della Geoclima. 17-9 punteggio, 4-16 al termine del primo quarto. Ecco il post-up di Petrovic dall'altra parte, resta con lui Bosio, buona la difesa del Collinare, forza il fadeaway Petrovic, mentre Confente dall'altra parte si piglia il fallo di Deana. Confente, che aveva lasciato la GSA un paio d'anni fa per dedicarsi all'attività lavorativa, ma è ovvio che il richiamo del parquet è troppo grande anche per uno come il Confe, che di soddisfazioni nella sua carriera se ne è prese tante, anche a livelli ben più alti della Serie C regionale, ma adesso si è ritrovato in casa di amici alla corte di coach Faro Sgoifo, che nel frattempo sostituisce Coluta mandando in campo il numero 12 Luca Tosoni, e dunque fa il suo ingresso sul parquet anche il Tox, numero 12 maglia nera,
Andiamo a vedere i quintetti su parquet. Nella Geoclima Fogliano è entrato il numero 20 Alberto Piani, che è su parquet con Luppino, numero 6, Dreas, numero 10, Petrovic, numero 16 e Matteo Piani, numero 15. Mentre il Michelaccio è in campo con il numero 5 Pellarini, numero 8 Polo, numero 17 Bosio, numero 12 Tosoni e il numero 9 Confente. 17-11 il punteggio, ancora Petrovic che vuole attaccare Bosio, ma Bosio, altra difesa molto competente di Raffaele Bosio, che sta vincendo fino a questo momento il duello con Petrovic. Confente sul tiro mancino, sbaglia, ma la palla carambola in mano a Fabrizio Polo, che mette il tap-in del meno 4, 17-13 il punteggio, 3-23 al termine del primo periodo. Doppio post alto scelto da Piani, che vuole il post-up di Petrovic, e stavolta Bosio è colto in fallo, non aveva la giusta posizione difensiva. 17-13 punteggio per la Geoclima, che è in attacco. Alberto Piani, Matteo Piani contro il suo ex compagno di squadra Confente ai tempi della GSA. Piani, palleggio adesso, tiro! Che azione da parte di Matteo Piani, con Bosio che stava arrivando a oscurargli la vallata allo scadere dei 24 secondi. Gran canestro di Matteo Piani. Pellarini, orchestra d'azione offensiva dei collinari. Il Pella che risponde con l'estima del campione a Piani. Adesso Piani vuole restituire la pariglia e poco manca che converta il gioco da 3 punti. No, o che si regali il gioco da 3 punti. Sbaglia il lay-up, ma c'è il fallo di Pellarini, per cui Andre Vianda, Pella e Teo Piani se le suonano in campo. Cambio per il Michelaccio, entra il numero 13 Daniele Bertoli al posto di Confente. E occhio a Bertoli, perché è un giovane con istinti offensivi importanti. Un classico tiro con parabola altissima di Piani, che realizza il primo personale a sua disposizione. Realizza anche il secondo. 21 Geoclima, 15 il Michelaccio. San Daniele in attacco con 6 lunghezze da recuperare. Alberto Piani, pressione difensiva su Pellarini. Tosoni attacca dal palleggio Luppino. Tosoni mano sinistra dopo la virata. E Lupo, che diciamo eufemisticamente non ha più l'esplosività dei vecchi tempi, si fa buggerare sulla virata dal Tox. 2 tiri liberi per Luca Tosoni. Sbaglia il secondo personale Tosoni, meno 5 per il Michelaccio, che poi allunga la difesa a tutto campo. Ma la Geoclima, ben preparata, sa come affrontare e attaccare questo tipo di schieramento difensivo. Rinuncia al tiro Alberto Piani, creando malumore in tribuna. Sempre a zona Michelaccio. Ma Alberto Piani, adesso il tiro. Più o meno la stessa posizione del canestro di Matteo Piani in precedenza. Sono sempre 2 punti per la Geoclima, che va avanti di 7, 23-16. Ultimi 2 minuti del primo quarto. Bosio dal palleggio, qualche problema di ball handling, taglia Polo, la palla arriva a Bertoli, ma Piani gli sbarra la strada, poi recupera il pallone, si invola in contropiede, va in lay-up appoggiando al tabellone. Grande azione di Matteo Piani. Time out chiesto da Faros Golfo, che vede scappare la Geoclima sul punteggio di 25-16 a 1 minuto e 30 secondi al termine del primo quarto. (1:24 al termine del primo periodo), 25-16 per la Geoclima sul Michelaccio,
che rientra benissimo in campo dopo il time out. La svegliata di Sgoi forse fatta sentire, è arrivata alle orecchie di chi di dovere. Bel canestro di Polo, -7 il Michelaccio, 25-18, stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo periodo. Dreas, che ha buona mano anche dai 6,75, preferisce mettere in ritmo il numero 8 della Geoclima, Marco Vassallo. Il giovane classe 94 va a realizzare il jump dall'angolo. Bosio, anzi Polo contro Dreas, bella difesa del giocatore isontino. Alberto Piani gioca dai e vai con Deana, c'era un contatto ai danni del numero 9 non sanzionato dagli arbitri. Pellarini nella sua classificazione di solito questo tipo di soluzione la segna, stavolta sbaglia, e Luppino chiama un tiro solo, anche perché no, ci sono 3 secondi di discrepanza tra il cronometro del 24 e quello della partita. Luppino dal palleggio contro Bertoli, palla arriva a Dreas che deve andare a tirare perché stanno scadendo 24 secondi, fallo decisamente inutile da parte di Polo, perché Dreas si stava incatapecolendo da solo in palleggio senza andare verso il canestro allo scadere dei 24. Rimessa in zona d'attacco per la Geoclima, mentre, se non ho contato male, questo è il quarto fallo di squadra del Michelaccio, che dunque ha esaurito il bonus come padrone di casa. Lupino vuole la Liup con Vassallo, ma capisce tutto Pellarini, che poi si muove contropiede allo scadere. Pellarini! Il marchio del Pella sul primo quarto per il -6 del Michelaccio. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba,
voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Secondo periodo al Palazzetto dello Sport di Foglianove di Puglia, in campo per il primo big match della giornata di Serie C. Il padrone di casa della Geoclima Fogliano in maglia bianca contro Michelaccio San Daniele in maglia nera. 27 Geoclima, 21 Michelaccio dopo i primi 10 minuti. In attacco San Daniele. Questo primo ride offensivo del secondo periodo. Ellero, che non è ancora entrato in partita, prova a mettersi ad referto con questo giro e tiro dal post medio. Sbaglia Ellero. Luppino vuole azzannare alla giugulare la formazione collinare, ma sbaglia il Lupo. Ancora Ellero. San Daniele che attacco con Confente, Polo, Tosoni, Ellero e Pellarini. E l'importante per Giolfo che ci sia Confente sul parquet, perché il Confe si accorge di godere di un attimo di libertà e piazza la tripla che riporta a meno 4 i suoi, anzi a meno 3 i suoi, 24-27. Luppino per Deana, che restituisce, anzi che serve il tagliante Vassallo, e Vassallo, mantenendo il piede perno, realizza 2 punti di pregevole fattura. Con la Confente, mette in limbo Polo piazzato dai 5 metri e mezzo, Fabrizio Polo. Sempre a meno 3 Michelaccio, 29-26, 1 minuto e mezzo giocato nel secondo periodo. Dreas che da lì può tirare, difatti lo prova e Davide Dreas infila anche la tripla. Ci sono in campo in questo momento, o in questa partita, giocatori che danno del tu al canestro, in grado di realizzare canestri da qualsiasi posizione. Eccone qua un altro, Pella sì, ma Pella, cioè io ti faccio anche i complimenti, tu mi piazzi questo cross a cui mancava solo centravanti per un'incornata nel set. Dall'altra parte, giustamente, per la legge dello sport, Deana punisce Pellarini per aver rovinato le mie lodi. Confente, palleggio questo tiro di Confente, sbaglia. Altro break per la Geoclima, con il fallo di Polo e danni di Luppino. Chiama time out Sgolfo, che conosce i suoi, sa che possono deragliare mentalmente in qualsiasi momento. Dall'altra parte anche Zuppi ne approfitta per dare qualche indicazione. 7:37 al termine del secondo quarto, 35 Geoclima, 26 il Michelaccio. 7 minuti e mezzo al termine del secondo quarto, 35 Geoclima in attacco, 26 il Michelaccio in difesa, sempre a zona la formazione di Sgoifo. Piani dal palleggio contro Sivilotti, Piani forza la situazione, sbaglia, la palla non ha toccato il ferro, per cui non viene resettato il cronometro dei 24 secondi. Non c'è problema per coach Zuppi, perché Vassallo
Nel traffico infila il canestro del più 11, primo vantaggio doppia cifra per la Geoclima. San Daniele all'andata ha vinto di 14 e questo è uno scontro, una sfida playoff tra due formazioni che aspirano a entrare tra le 8 elette della postseason. Sivilotti va a stoppare Piani, non va certo per il sottile. Qualcuno in tribuna vorrebbe anche un fallo antisportivo e forse non avrebbe neanche tutti i torti. 6:47 al termine del secondo quarto, fair play in campo. Sivilotti va a dire a Piani: sì, non l'ho fatto apposta. Piani dice: nema problema amico. 2 tiri liberi per il numero 15 della Geoclima. Piani realizza i personali a sua disposizione, la Geoclima se ne va 39-26 più 13, massimo vantaggio per la formazione di coach Icio Zuppi a 6 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Polo, bella azione del numero 8 Collinare, di forza e di potenza, ha girato da caro, andato a depositare il layup che tiene a meno 11 la squadra di Sgoifo. Lupino, Deana, sempre per linea esterna la Geoclima. Ancora Deana, forza la situazione, poi Deana e Lupino si ostacolano a vicenda. Buon per loro che Sivilotti non riesce a brancare la boccia e rimessa sempre in zona d'attacco per la Geoclima. Se ne incarica Lupino. Piani chiama lo schema 2, vuole l'uscita dai blocchi di Lupino. È un gioco in continuità, che gran canestro, gran tiro o grande azione per Vassallo che prova l'alley-oop, però sbaglia e Confente, un po' di finte, subisce il fallo di Deana. Dicevamo lo schema 2 che in continuità fa uscire dai blocchi prima Lupino su un lato, poi Deana sull'altro. Si è andati da Lupino che ha servito Vassallo che ha sbagliato. In attacco il Michelaccio, qualche problema per Sivilotti. Confente, ancora Sivilotti, tiro aperto da 3, tiro moschicida di Sivilotti che uccide le mosche di Fogliano ma non arriva al ferro. 5:38 al termine del secondo periodo, 39 Geoclima, 28 il Michelaccio. Vaccaro, e stavolta l'alley-oop funziona dall'altra parte della Covaleno. Piani trova il numero 18 che veleggia come ai vecchi tempi e appoggia la tabella al più 13 per la Geoclima. Doppio cambio per Sgoif, ma c'è un time out chiesto da Zuppi. Dopo il time out entreranno Pellarini e Bosio il Michelaccio. 5:16 al termine del secondo quarto, 41 Geoclima, 28 il Michelaccio. (5:16 al termine del secondo quarto). In attacco il Michelaccio con Confente che prova la zingarata, fa sbattere il pallone addosso ad Accaro e Deana che erano completamente girati dall'altra parte. Confente recupera il possesso e subisce il fallo di Deana. Marichi, ti ha buggerato, dai, puoi protestare finché vuoi. Rientra in campo Sdrigotti col numero 7 in lunetta con 2 tiri liberi. Andrea Confente.
Vaccaro decolla, Paolino va a appoggiare al tabellone. È sempre più 13 per la Geoclima, 43-30. Siamo già nella seconda metà del secondo quarto, 4:55 al termine. Prima dell'intervallo, Bosio dal palleggio. Si accontenta di un tiretto dal gomito dell'area che favorisce il recupero difensivo della Geoclima, che può allungare. Srigotti, Vassallo nel pitturato, Vassallo sbaglia, poi tocca per ultimo, la palla è per il Michelaccio. Con Bosio ha preso una manata sulla crapa, mentre Zuppi fa uscire Vassallo, rimanda in campo Dalibor Petrovic col numero 16. Alto canestro per i collinari, non molla il Michelaccio, che torna a meno 11, 43-32. Vaccaro non può contenerlo Bosio, che ha i centimetri ma non i chili per restare con Paolino Vaccaro. Tosoni attacca canestro dritto per dritto, a testa bassa, 4 ruote motrici il Tox. Subisce il terzo fallo di Petrovic. Sì, è il terzo fallo di Dalibor Petrovic, quindi momento delicato per la Geoclima con Zuppi che... No, il primo fallo di Vaccaro invece. Primo fallo di Vaccaro, quindi si salva Zuppi, almeno in questa circostanza, mentre Tosoni continua a spadellare dalla lunetta. Il secondo lo segna, è buono per tornare a meno 12, 45-33. Piani in transizione. E Colutta dice, sì, però se nessuno rientra in difesa, mica posso mettermi io a sprecare il mio fallo in questo modo. Secondo fallo personale per Leo Colutta. Vaccaro e lunetta. Nella Geoclima è entrato anche il numero 11, Giacomo Visentini, classe 1995. Colutta dal palleggio contro Srigotti, tiene il perno, Leo Colutta. Lì però nella zona delle operazioni c'è Dalibor Petrovic che gli oscura la valata e recupera il rimbalzo. Poi va a prendere posizione post basso nell'attacco della Geoclima contro la zona del Michelaccio. Eccolo Petrovic, restituisce il pallone a Srigotti, ma nella zona lì c'è anche Pellarini che recupera il possesso, si invola in contropiede e viene abbattuto dalla contraerea isontina. 2 tiri liberi per il Pella, perché la Geoclima ha esaurito il... No, era questo il quarto fallo di squadra, quindi d'ora in avanti bonus esaurito per la Geoclima. Confente attacca dal palleggio, fadeaway di Confente, il suo classico tiro in allontanamento, alto rimbalzo di Petrovic che fa partire la transizione offensiva della Geoclima, chiusa da una tripla di Visentini. Visentini sbaglia però e sul rimbalzo c'è il fallo di Srigotti. Zuppi richiama in panchina lo stesso Visintin e manda in campo il ben più esperto Lupino, che potrebbe essere il papà di Visintin, o comunque se non così poco ci manca. E Lupo torna su parquet assieme a Srigotti, Matteo Piani, Petrovic e Vaccaro, mentre il Michelaccio è in campo con Colutta, Pellarini, Confente, Tosoni e Bosio. Colutta e lunetta.
Entrambi i personali di Coluta a segno, il Michelaccio resta a meno 12, 47-35, 3 minuti al termine del secondo quarto. Piani verso Petrovic, sbaglia Petrovic con Tosoni che si rende protagonista di un intervento difensivo ai limiti del codice penale, non sanzionato dagli arbitri. Petrovic adesso tira in allontanamento, sbaglia Dalibor e già dall'altra parte il Michelaccio con fente, mette in ritmo Bosio che attacca dal palleggio, adesso tiro gomito dell'area per Bosio, 2 punti per il numero 17 Collinare e torna a difesa a uomo la Michelaccio. Piani gioca con Petrovic e altro passaggio di Petrovic intercettato dalla difesa della formazione ospite. Rientra bene in difesa la Geoclima, allora Confente decide di tirare da 3 forzando una situazione, forse poteva fare qualcosa di meglio il Confe. 2 minuti al termine del secondo quarto, più 10 per la Geoclima in attacco, si gioca in continuità per portare Lupino in post basso contro Pellarini. Lupino è uno che in post basso sa giocare, sa tenere il perno, Pellarini sa difendere in quella circostanza e si riparte con San Daniele in attacco, passo e tiro di Bosio che appoggia la tabella e va a realizzare altri 2 punti Raffaele Bosio. Il Michelaccio a meno 8, 47-39. Dall'altra parte invece si prende la rivincita Raccaro segnando col fallo di Bosio e occhio che questo è il fallo di Bosio personale numero 2, per cui Sgoifo sulla panchina san danielese sta meditando sul da farsi mentre c'è Raccaro e Lunetta. Converte il gioco da 3 punti Raccaro, più 11 di nuovo per la Geoclima, 50-39, 70 secondi all'intervallo. Bosio, infrazione di passi in partenza per il numero 17, ma invece l'arbitro Penzo vede il primo fallo di Alberto Piani o Matteo? Ma sono rimasto un po' perplesso. Confente Lunetta con i tiri liberi. Segna i liberi Confente, riporta a meno 9 i suoi, 50-41. Ultimo minuto del secondo quarto, Alberto Piani. Lupino chiama lo schema 3 col doppio post alto, resta con lui Sivilotti, la palla arriva a Alberto Piani, a cui Confente fa cambiare idea, ma Piani tiene il perno e poco manca che segni un canestro difficilissimo. Rimbalzo di Bosio che poi gestisce la transizione offensiva arrivando in palleggio sulla metà campo d'attacco, gli ruba il pallone Petrovic. Sul quale rovina Bosio e quindi questo è il terzo fallo di Raffaele Bosio. Momento delicato per Sgoifo che deve trovare in panchina risorse per ovviare al problema. Manda in campo Polo col numero 8. Raffaele Bosio tenta la greminella, prova a dire all'arbitro sì ma io ero da tutt'altra parte, l'arbitro Penzo non ci casca, conferma il terzo fallo di Bosio e i tiri liberi per Dalibor Petrovic. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus.
Petrovic segna entrambi i personaggi a sua disposizione, più 11 per la Geoclima, 52-41, 30 secondi al termine del secondo quarto. Corutta contro la zona 1-3-1 della Geoclima. Tosoni dal palleggio, Tosoni accelera, sbaglia, ma c'è Polo all'imbalzo offensivo che ancora garantisce un extra possesso alla Michelazzo. Viene schienato senza troppi fastidi il povero Polo. Dall'altra parte Tosoni abbatte Petrovic, l'arbitro Busetto che è lì a mezzo metro dice io non ho visto niente, ma è anche finito il secondo quarto che va in archivio sul punteggio di 52 Geoclima, 41 Michelaccio, punteggio alto. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica.
il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Secondo tempo al Palazzetto dello Sport di Fogliano di Puglia. In campo la Geoclima maglia bianca, il Michelaccio San Daniele maglia nera nel big match in anticipo della Serie C regionale 2014-2015. 52 Fogliano, 41 San Daniele dopo i primi 20 minuti. Pellarini da 3 punti il Pella. Inizia bene il secondo tempo la squadra di Sgoifo, che si riporta a -8, 52-44. Il massimo vantaggio della Geoclima è stato più 15 nel secondo periodo. Piani prova a rispondere subito, Matteo Piani, botta e risposta tra i due playmaker. Più 13, anzi più 11 per la Geoclima, 55-44. Confente vuole iscriversi al Festival del Canestro, sbaglia il Confe, arresto il tiro. Raccaro da sotto abbatte Pellarini, che si trovava di lì per caso, ma non può resistere all'impatto fisico con Paolino Raccaro. Tosoni attacca dal palleggio, serve un attimo passaggio al bacio per Polo, che evidentemente stava pensando alla fidanzata, perché si è trovato spaesato in fase di ricezione. Piani contro Colutta, esce dai blocchi Alberto Piani, che attacca Tosoni dal palleggio, fazione di passi di Piani, ma c'è un doppio fallo chiamato a Polo e Raccaro. Poi Raccaro dà un buffetto a Polo, l'arbitro Penzo se ne accorge e fischia il giusto fallo tecnico a Paolo Raccaro. Paolino si è lasciato andare a un gesto che poteva tranquillamente evitare, e infatti Zuppi viene la conta di Ogni e manda in campo Dreas al suo posto. Era il terzo fallo di Raccaro, non ho letto, ma se ho visto bene la paletta alzata da parte delle refertiste. E dunque adesso ci sarà il doppio fallo più fallo tecnico. Vediamo come Penzo deciderà, per forza, deciderà di gestirla. Ci sarà prima Confente che amministra i tiri liberi del tecnico a Raccaro e poi la rimessa in zona d'attacco per la Michelaccio. 8:24 al termine del terzo periodo. Segna il personale Confente e adesso rimessa in zona, verso la zona d'attacco per il Michelaccio. 5-7-4-5 più 12 per la Geoclima. Pellarini, Tosoni vuole ribaltare il lato per Colutta, che voleva il backdoor e ce la riceve, poi va via a Luppino. Gran passaggio di Colutta per Polo, resta indietro di un giro Dreas in fase difensiva. -10 il Michelaccio, 2 minuti giocati nel terzo quarto. 5-7-4-7. Petrovic contro Tosoni, questo mismatch che la Geoclima sta sfruttando poco. Dreas contro Pellarini, bravo Matteo Piani ad andare a cercare Dreas in post basso, marcato dal ben più piccolo Pellarini. La palla resta in possesso ai padroni di casa. Lupino, Dreas in post basso contro Polo, tiene la posizione il numero 8 Collinare. Dreas deraglia, palla persa per la Geoclima.
Pellarini esce dai blocchi, ribalta lato per Tosoni che attacca Dreas dal palleggio. Tosoni tiene il perno ma gli sfugge la palla, poi va a attaccare Lupino. Se posso dire la mia, arbitraggio abbastanza scozzese questa sera. Stanno lasciando correre un sacco di contatti, Penzo e Busetto. Infatti Zuppi prova a dir la sua. Sgoifo, che sa bene che in questo tipo di pallacanestro i suoi vanno a nozze, sta tranquillo e pacifico davanti alla sua panchina. Ammonizione per Icio Zuppi. Zuppi sarebbe squalificato per 2 turni. La sua squalifica è stata sospesa per un ricorso presentato dalla società del presidente Piani. Alberto Piani, Matteo Piani. Rientra bene il Michelaccio, allora Geoclima attacca contro la difesa schierata. Attacca, è una parola grossa con Matteo Piani in campo. Gli lasci in mezzo metro e Teo infila la tripla frontale del più 13. 6-0-4-7, backdoor preso da Confente. Pellarini. Che canestro del Pella con crossover e cambio di direzione. Canestro di classe del numero 5 del Michelaccio. Alberto Piani vuole avere Petrovic in post basso. La palla arriva a Dreas che attacca Polo dal palleggio. Non ha ancora combinato nulla dalla Geoclima e stanno per scadere 24 secondi. Alberto Piani va a cacciarsi nel ginepraio di maglie nere addosso a Polo che gli ruba il pallone. Fa partire la transizione offensiva sprecata da Colutta, spaventato dall'arrivo di Davide Dreas. Alto canestro per Davide Dreas, che rimette 14 punti di vantaggio per la Geoclima sul Michelaccio. Confente prova a liberarsi di Alberto Piani. Stavolta l'arbitro penso non può esimersi dal chiamare un fallo. (5 minuti e 31 secondi a termine del terzo quarto). Doppio cambio per Zuppi che richiama in panchina Alberto Piani e Lupino e manda in campo Riccardo Deana col numero 9 e Piero Srigotti col numero 7. Mentre Sgoifo spedisce su perché Raffaele Bosio che ha 3 falli al posto di Tosoni. Bosio. Confente a 4 del campo libero, vuole attaccare Srigotti. Crossover di Confente, spara una tabellata micidiale. Non è certo in questo modo che il Michelaccio riuscirà a colmare i 14 punti di gap che si ritrova sul groppone. Dreas, finta di end-off, arresto il tiro di Dreas, fatto molto bene. All'imbalzo c'è il fallo di Petrovic, no, il fallo di Polo, proprio ai danni di Petrovic. Mentre alto cambio per il Michelaccio, esce Confente, rientra Bertoli, esce Polo, rientra Ellero. Srigotti, Deana, braccato da Pellarini, la palla in post basso per Petrovic che tiene il perno ma non ha potenza sull'ultimo appoggio e quindi ha buon gioco la difesa del Michelaccio con Bertoli che appena entrato si produce in un tiro di sospensione dai 6 metri che riporta a meno 12 i suoi. 6-3-5-1, 4-43 al termine del terzo quarto. Matteo Piani gioca pick and roll con Dreas che cade malissimo. Buon per lui che non gli
succede nulla di grave, il fallo è di Bertoli. 2 tiri liberi per Davide Dreas. Sbagliati i tiri liberi e allora è già dall'altra parte Michelaccio. 6-3-5-1, 4 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Bosio dal palleggio, alto tiro preso da Bertoli da quell'angolo, stavolta sbaglia il giovane numero 13 Collinare. Con la Dreas che evidentemente ha preso fiducia, fila un'altra tripla, alto, ripreso il massimo vantaggio per la Geoclima, 6-6-5-1 più 15 per il padrone di casa. Prova a metterci una pezza con Lutta, Deana si dimentica di difendere sul bomber san danielese e la tripla di Colutta riporta a meno 12 suoi, 6-6-5-4. 3 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Matteo Piani, adesso salita un po' di tono la difesa di Sgoifo, e allora Piani deve inventare dal palleggio, tripla da 8 metri, sbaglia. Pellarini, break ospite, classico tiro di Pellarini a cui manca il guizzo. Srigotti, ancora Dreas, dalla stessa posizione di prima, invece extra pass per Srigotti che si trasforma in un assist per Deana che piazza un cross su cui Petrovic finalmente infila il tapping del più 14, 6-8-5-4. Ultimi 3 minuti del terzo quarto. Colutta, Bosio, c'era Bertoli nell'angolo, Bosio invece decide di andare dal palleggio, se sbaglia non c'è il canestro ma c'è il fallo di Srigotti. Sì. Cambio per entrambi i due coach. Esce Matteo Piani, entra Lupino per parte Geoclima, esce Colutta, entra Confente per parte il Michelaccio. Bosio, ancora lui, ma il tiro dalla lunetta in movimento è sbagliato da parte del numero 17 Collinare. Lupino, Deana si spazza rispetto a Bosio dal gomito dell'area, poi step back forse involontario ma certamente efficace da parte del numero 9 della Geoclima, più 16 Fogliano, altra forzatura di Confente che voleva il fallo, ma mi sembra giusto che nel metro arbitrale di questa sera non sia stato fischiato. Lupino, pick and pop con Petrovic, tripla frontale da parte del numero 16, tiro moschicida, un pick and pop andato male per la Geoclima, esce Petrovic, rientra Vassallo col numero 8, mentre Sgoifo chiama time out perché vede i suoi deragliare. 1.54 al termine del terzo quarto, più 16 Geoclima, 7-0-5-4. Vi ricordo che il numero chiave di questa partita è 14, ovvero sia il vantaggio preso dal Michelaccio nella gara d'andata, per cui la Geoclima punta non solo a vincere ma anche a ribaltare il meno 14 della partita di andata. Ultimi 2 minuti del terzo periodo, più 16 Geoclima maglia bianca contro Michelaccio maglia nera. Pellarini sbaglia il tiro, ma è l'errore rimbalzo offensivo. Tiene vive le speranze del Michelaccio di
rientrare in partita. Ancora Dreas, ancora da 3 punti, stavolta sbaglia di un soffio Dreas, ma con i suoi canestri la Geoclima ha preso un bel margine di vantaggio. Ellero nell'angolo, Pellarini commette infrazione di palla accompagnata. Cioè, io sono sicuro che non chiamavano doppio palleggio al Pella da quando giocava nella categoria propaganda circa 35 anni fa. Un minuto al termine del terzo quarto, sempre più 14 per la Geoclima. Questi sono passi di Dreas non chiamati. Dreas appoggia di sinistro in sottomano il più 16. Bertoli, anche lui va di sottomano, ma lui sbaglia e Lupino fa viaggiare la transizione offensiva isontina, rovinata da una deviazione di Pellarini. Cambio per il Michelaccio, rientra Tosoni al posto di Berto. Chi è che entra? Chi è che esce al posto di Tosoni? È Bertoli, che faceva lo gnorri, voleva stare in campo. Invece esce il giovane numero 13, entra il Tox col numero 12, 43 secondi al termine. 7-2 Geoclima, 43 secondi al termine del terzo quarto. 7-2 Geoclima, 5-6 il Michelaccio. Dreas aveva una mezza idea di piazzare la tripletta. Deana, raddoppiato, trova Dreas magicamente sotto canestro. La palla è per il Michelaccio. 31 secondi al termine. Sgoifo un momento fa ha urlato ai suoi: abbiamo ancora 11 minuti da giocare, giochiamoli tutti con grande intensità. Tosoni, attacca Strigotti da palleggio, serve un extra possesso per il numero 4 del Michelaccio, appena entrato Daniele Sragnetti, alla classe 1995. Esce Strigotti, al suo posto è rientrato Matteo Piani con il numero 15 in maglia Geoclima. Confente, extra pass per Pellarini, arriva con un pizzico di ritardo Deana, ma il Pella sbaglia la tripla. All'ultimo secondo la magia inventata da Lupino che fa volare Vassallo, l'alley-oop non segna Vassallo, e allora il terzo quarto va in archivio sul punteggio di Geoclima 72, il Michelaccio 56. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni.
La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente. Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo, io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Quarto periodo a Fogliano, in campo il Michelaccio e maglia nera in attacco contro i padroni di casa della Geoclima e maglia bianca. 7-2-5-6 il punteggio, più 16 per la Geoclima dopo 30 minuti, mentre ha preso un colpo Vassallo che comunque piega il ginocchio, ma è un problema di caviglia, occhio croce. Caviglia sinistra per Vassallo, che comunque si rialza, mette il piede per terra, no, saltellando viene aiutato ad arrivare in panchina. In bocca al lupo per Matteo Vassallo, contiamo di rivederlo il più presto possibile in campo. Al suo posto si presenta Sdrigotti sul parquet col numero 7 in maglia bianca e i tiri liberi sono per Fabrizio Polo. Realizza il secondo personale a sua disposizione il numero 8 Collinare, meno 15 per il Michelaccio, 7-2-5-7. Vi ricordo che all'andata San Daniele ha vinto di 14. Fogliano ha l'opportunità di vincere ribaltando anche il computo nel confronto diretto. Raccaro, Dreas, altra partenza sospetta da parte di Dreas. Deve andare al tiro Luppino perché stavano scadendo i 24 secondi. Spara una tabellata che di esperienza gli ricade in mano. Qui c'è il fallo di Ellero. Cioè Ellero ha commesso un fallo talmente evidente che quando l'arbitro penso lo ha fischiato, Ellero ha detto beh sì dai, questo sì.
È giusto. Esce con fente, al suo posto in campo Colutta. 47 secondi giocati nel quarto periodo, più 15 per la Geoclima. Mi permetto anche di sottolineare l'assenza qui a Fogliano questa sera di coach Stefano Tomat, che è l'allenatore della formazione Under 19 dell'AIB, alla quale facciamo in bocca al lupo perché giocherà lo spareggio per la missione alle finali nazionali contro la formazione di Schio. Raccaro va a depositare l'layup del più 17, massimo vantaggio Geoclima. Polo in qualche modo riesce a far arrivare il pallone nelle vicinanze del ferro, ma rottura prolungata per l'attacco del Michelaccio. Diana invece sbaglia il jump, ma sotto canestro c'è l'onnipresente Raccaro che riesce a divincolarsi delle maglie nere che gli si aggrappano addosso. Subisce il fallo di Polo, che esce dal campo, sostituito da Raffaele Bosio. Allora esce anche Deana, al suo posto in campo Piani, e allora facciamo un po' d'ordine. La Geoclima in maglia bianca in attacco con Luppino, Matteo Piani, Dreas, Raccaro e Sdrigotti. Il Michelaccio San Daniele maglia nera in campo con Pellarini, Tosoni, Ellero, Bosio e Colutta. Ellero a 4 ruote motrici, Alberto Ellero al ferro. Meno 15 il Michelaccio, 7-4, 5-9. 2 minuti giocati nel quarto periodo. Raccaro dal palleggio, su di lui c'è il fallo di Ellero. Secondo fallo di Alberto Ellero. Non si intendono Matteo Piani e Dreas, cercavano un backdoor, non era male l'idea di Dreas, però Piani stava andando in tutt'altra direzione. Palla persa per la Geoclima. 7:52 al termine. Pellarini vuole lo schema 4, quindi doppio post alto. Ellero va per il pick and pop, poi attacca da palleggio. Stessa azione di prima, stavolta Ellero viene abbattuto in sincrono da Raccaro e Dreas. Il fallo è di Dreas, che esce sostituito da Petrovic per Davide Dreas. È il quarto fallo personale. 2 tiri liberi per Alberto Ellero. Segna solo il primo a sua disposizione Ellero, più 16 per la Geoclima, che va in attacco sul 7-4-6-0. Più 14, scusate, 7-4-6-0. Petrovic rinuncia a un tiro e gli dice male perché Pellarini attacca e ruba pallone, poi si fa astutamente subire un fallo da Matteo Piani. 2 tiri liberi per Pellarini. Occhio che la Geoclima ha già esaurito il bonus, ha ancora un fallo da spendere il Michelaccio prima di fare altrettanto, però in queste condizioni sono tutte opportunità di macinare punti a cronometro fermo per i collinari, e la partita aspetterei ancora un attimo prima di definirla chiusa a favore dei padroni di casa. Infatti Pellarini realizza i 2 tiri liberi che riportano a meno 12 suoi. 7-4-6-2. 7 minuti e 10 secondi al termine del quarto periodo. Deana, Raccaro, passi in partenza di Raccaro, che poi si produce in un terzo tempo. Bosio recupera il pallone, parte in contropiede
Colutta da 3 punti, Leo Colutta. Ed eccolo qua il Michelaccio che torna a -9. 7-4, 6-5 e Icio Zuppi chiama time out a 6:58 al termine. Sei e 58 al termine del quarto periodo. 7-4 Geoclima in maglia bianca in attacco, 6-5 Michelaccio in maglia nera in difesa. Entrambe le forme. No, San Daniele ha ancora un fallo da spendere prima di esaurire il bonus. Ha già esaurito il bonus la Geoclima. E a zona San Daniele con Fogliano che è in difficoltà. C'è un falletto su Piani. Srigotti dall'angolo. Extra pass per Piani allo scadere dei 24 secondi. Sbaglia Piani. E sul rimbalzo c'è il fallo di Pellarini? No, il fallo invece è di Ellero. Quarto fallo di squadra per il Michelaccio e adesso è Sgoifo che protesta, mentre esce Srigotti, rientra Lupino. Animi tesi in tribuna. Matteo Piani si butta dentro. Su di lui c'è il fallo di Pellarini. Due tiri liberi per Matteo Piani. Pellarini prova a dire: sì, ma io mi stavo muovendo in maniera ortodossa in difesa, stavo scivolando sulla linea di fondo. Protesta ancora il Pella, mentre Piani sbaglia il tiro libero, segna il secondo. Più 12 per la, più 10 per la Geoclima, 7-5, 6-5. 6:26 al termine. Bosio, anzi Ellero, con almeno 2 infrazioni di passi nella stessa entrata, era un record quasi mondiale. Perdonati. -8 per il Michelaccio, 7-5, 6-7. Occhio che non è finita. Deana non trova Petrovic, si va da Lupino che chiede proprio a Petrovic di giocare il post up contro Bosio. Petrovic gioca alto basso con Raccaro che prova di rinculo. La palla viene recuperata da Colutta. Bosio da 3 punti. Sì, questo è infrazione di passi. No, questa no. No, l'arbitro Busetto ha visto il fallo in attacco di Tosoni con Bosio che era a 4 metri dalla zona delle operazioni. Sono allibito da questo fischio. Rimessa per la Geoclima che butta via il pallone. Questa è l'infrazione di campo, allora sì, ovviamente, sì, no, proteste di San Daniele, ma proteste di San Danielesi, qui ci sta tutta l'infrazione di campo, protesta un po' Bosio, ma è un fischio corretto. Questo è un fischio corretto, protesta Sgoifo, ma entrambi i due fischietti vanno a spiegare al coach della Michelaccio che la palla deve essere della Geoclima, che comunque ci stava mettendo l'impegno per gettare alle ortiche anche questo pallone. Sempre più 8 per il padrone di casa. 5:47 al termine del quarto periodo. Piani, raddoppio, anzi cambio difensivo. Viene raddoppiato Piani sulla linea di fondo. Pellarini gli tocca il pallone, Bosio lo recupera. Fallo a metà campo di Piani non sanzionato, con Fente. Pellarini passi in partenza, perdonati anche questi. Sta succedendo di tutto in campo. Ellero parte dal palleggio, butta via il pallone, lo recupera, poi dal commento dell'area segna Alberto Ellero. Io l'ho detto prima, in tempi non sospetti. Con questo tipo di gioco il Michelaccio va a nozze. -6 per i collinari, 7-5, 6-9, 5 minuti al termine. Aveva 16 punti di vantaggio la Geoclima. Gran passaggio di Lupino.
La classe del lupo per il backdoor di Deana. 7-7-6-9. Colutta. Bosio. Cambio di direzione di Bosio, subisce un fallo di Petrovic. Si sta incattivendo una partita che nel primo tempo era anche bella da vedere. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus. Questo era il quarto fallo di squadra del Geoclima. Questa era una stoppata di Dreas che commette però fallo su Raffaele Bosio e quindi 2 tiri liberi per il numero 17. Quinto fallo di Dreas che esce dal campo, sostituito da Raccaro. 4:45 al termine. 7-7 Geoclima, 6-9 il Michelaccio. Il tassametro è in funzione per i collinari con Raffaele Bosio in lunetta. (7-7 Geoclima, 7-1 il Michelaccio). 4:40 al termine. Abbiamo una partita intensa fino alla fine. Deana taglio a ricciolo ma viene raddoppiato. Allora Luppino deve inventare dal palleggio, ma c'è Pellarini nella zona delle operazioni. Pellarini commette fallo su Luppino. Questo virtualmente sarebbe circa il 18° fallo di questa partita da parte di Pellarini, mentre ufficialmente è solo il quarto. 4 minuti e 27 secondi al termine dell'incontro. Luppino in lunetta. Confente ha disturbato Luppino passandogli davanti. Lupo però è troppo esperto per cadere nel tranello. 7-8 Geoclima, 7-1 Michelaccio. 4:20 al termine. Colutta, grande taglio da parte di Bosio. Questo era canestro valido. Ma dai, questo era canestro valido. Toccato la lettina da Caro. Ma 7-8, 7-1. Luppino sbaglia la tripla forzandola. Adesso riparte in contropiede il Michelaccio con Ellero che fa vedere il pallone a Luppino. Luppino cala la mannaia. Era un intervento regolare. L'arbitro penso chiama fallo. 2 tiri liberi per Alberto Ellero. Secondo me l'arbitro penso sia accorto di non aver fischiato l'interferenza nell'azione precedente e qui si è lasciato sfuggire il fischio che manda in lunetta Ellero con i tiri liberi. Realizza i personali a sua disposizione al numero 19 Collinare, -5 al Michelaccio, 7-8-7-3 e adesso la Geoclima è preoccupata. Aveva 16 punti di massimo vantaggio la formazione di Icio Zuppi nel terzo quarto. Petrovic, questo era un fallo sesquipedale da parte di Ellero, non fischiato. Colutta rallenta i ritmi il Michelaccio. A Colutta invece poi spara la tripla in faccia a Petrovic che rovina su di lui. Mamma mia, sta succedendo di tutto a Fogliano e questi sono 3 tiri liberi per Leo Colutta dopo il terzo fallo di Dalibor Petrovic. 3:32 al termine. Certamente non ci annoiamo, anzi.
2 su 3 per Colutta e meno 3 per Michelaccio, 7-8, 7-5. Vi ricordo che l'andata San Daniele ha vinto di 14. L'obiettivo di Lazio Clima era quello di vincere ribaltando anche la differenza canestri, ma mi pare che in questo momento Lazio Clima è in totale confusione, mentre San Daniele in contropiede arriva a meno 1, 7-8, 7-7 e Icio Zuppi chiama timeout. Ultimi 3 minuti e 15 secondi di partita qui a Fogliano. Il Michelaccio è rientrata in partita. 7-8, 7-7 per Lazio Clima in attacco. +1 per il padrone di casa. Step back di Ricky Deana. Altro tiro sbagliato e Pellarini attacca in contropiede. Serve Bosio, sul quale interviene rinvenendo forte in acqua 4 Marco Luppino. Qualcuno deve aver detto a Lupo non farlo tirare e Lupo esegue, calando la mannaia che schiena Raffaele Bosio, il quale imperturbabile si presenta in lunetta per i tiri liberi. E segna il secondo personale che vale la parità a quota 78, ultimi 3 minuti di partita. Ricordo che la Lazio Clima era avanti di 16. Vaccaro, Deana contro Colutta. Deana si è un po' spento nel secondo tempo, dopo che aveva giocato benissimo nel primo. Adesso però trova Petrovic con un lob preciso che Petrovic sfrutta per il layup del +2 per la Lazio Clima. 8-0, 7-8. 2 minuti e mezzo. Pedalini, Ellero. Vuole attaccare Petrovic dal palleggio, Ellero trova il pertugio, tiene nel perno, Ellero sbaglia l'appoggio e a rimbalzo sull'ineffabile Lupino c'è il fallo di Bosio. Quarto fallo di Raffaele Bosio, che aveva 3 falli già a metà del secondo quarto, è stato bravo ad arrivare indenne fino a questo punto dell'incontro. Adesso Lupino si trova per le mani un pallone abbastanza pesante. +2 Geoclima e Lupo in lunetta. Due su 2 per Lupino, +4 Geoclima, 2 minuti e 20 secondi al termine. Bosio dal palleggio, step back, palla per Colutta, sotto il blocco dello stesso Bosio, Colutta in avvicinamento, sbaglia il jump e allora la Geoclima può riportarsi in zona d'attacco sul +4 e palla in mano. Ultimi 2 minuti di partita. Petrovic, Deana, botte da Orbi in campo, Lupino, palleggio verso il tiro di Lupino! +6 Geoclima, 8-4, 7-8, 1:40 al termine. Prova a ricostruire il suo vantaggio la formazione di Icio Zuppi con Pellarini che forza un altro tiro. +6 e palla in mano, occhio che potrebbe succedere di tutto, anche che la Geoclima possa ricostruirsi il vantaggio accumulato, perché se c'è una squadra capace di fare e disfare nel giro di poco, e questo è proprio il Michelaccio San Daniele. Eccolo qua, il fallo di Ellero. Però io mi chiedo, Ellero, o fai fallo subito oppure non aspetti il 20° secondo dell'azione per fare questo tipo di fallo a metà campo. 1 minuto e 16 secondi al termine, time out sul 8-4-7-8, ci sarà Lupino in lunetta alla ripresa dell'operazione. Dopo time out, Lupino in lunetta ed è +7 per la Geoclima, 8-5-7-8.
segna anche il secondo, 8-6-7-8 più 8 Geoclima, alla data San Daniele ha vinto di 14. 1 minuto e 10 secondi al termine. Colutta subisce il fallo di Laccaro. Quinto fallo di Paolino, al suo posto in campo Srigotti. Colutta e Lunetta. Io direi, se segna i tiri liberi Colutta, la partita la vince Fogliano, ma San Daniele salva la differenza a canestri. Se sbaglia Colutta, ragioniamoci sopra ancora per 1 minuto. Due su 2 di Colutta, -6 per il Michelaccio, che prova ad allungare anche la difesa a tutto campo, ma la Geoclima è preparata a questa evenienza e gestisce l'attacco contro la pressione in maniera efficacissima. Lupino rallenta i ritmi, chiama Petrovic al blocco centrale. Adesso Lupino si è un po' catapecorito, deve andare al tiro Srigotti allo scadere dei 24 secondi. Srigotti avrebbe anche segnato ancora un po', ma la azione si è spenta sul 24esimo secondo. Direi che a Zuppi a questo punto va bene anche così, perché ha mangiato tempo sul tabellone. 6 punti da recuperare per il Michelaccio a 38 secondi al termine. Colutta arriva al ferro, sbaglia questa azione, poi si ferma a protestare, e direi che su questo errore di Leo Colutta il Michelaccio ammaina bandiera bianca per Leo Colutta. Si tratta del fallo personale numero 4. 2 tiri liberi per Dalibor Petrovic, 25 secondi al termine. Due su 2 per Petrovic, -8 per il Michelaccio, con Zoifo che chiama time out. Chissà cosa avrà in mente di fare il tecnico Collinare. 25 secondi al termine, 8-8 Geoclima, 80 il Michelaccio. ...25 secondi, 8 decimi da giocare, più 8 per la Geoclima in maglia bianca in difesa contro il Michelaccio San Daniele maglia nera in attacco. Sgoifo gioca un'azione al 24esimo secondo, cioè tenendo il possesso. Bosio spara da metà campo. Finisce qui la partita dunque. La Geoclima Fogliano batte il Michelaccio San Daniele 88-80 e guadagna 2 punti preziosi in ottica playoff. La Michelaccio salva la differenza canestri.